Oggi Carrello Solidale è un'iniziativa che i ragazzi della Trinacria stanno facendo, con quali obiettivi? Ma l'obiettivo principale, visto il periodo di grande difficoltà per molte famiglie, è quello proprio di far arrivare i beni di prima necessità a queste famiglie e di collaborare con la Mensa della Solidarietà, che come sappiamo è un grandissimo punto di riferimento per noi tutti gli agrigentini in città. Quindi quello che noi stiamo facendo è naturalmente un contributo, anche se capiamo sempre piccolo, di collaborazione per poter rendere questo Natale un po' meglio, un po' più speciale, diciamo, rispetto al periodo che stiamo attraversando. Ecco, voi non vi trovate solo qui, ci sono anche altri punti di raccolta in città insieme agli altri volontari della vostra associazione? Sì, oggi siamo in 8 e ci siamo divisi in 4 supermercati e ringraziamo il Paghi Poco e il Centesimo che ci stanno dando una mano, ci stanno ospitando nei loro supermercati all'ingresso. La nostra iniziativa appunto è quella di sensibilizzare la popolazione, l'Agrigentino, che come vedete ha avuto già fino adesso, abbiamo avuto dei grossi risultati e ringraziamo per questo, perché proprio anche la situazione del Covid, del lockdown ha aumentato la povertà e quindi la nostra iniziativa va a sensibilizzare la popolazione e andare a coprire comunque dove c'è una mancanza, insomma dare una mano a 360 gradi, quindi non solo con iniziative naturalistiche ma anche con queste. Ecco, la vostra iniziativa non si racchiude solo qua, ricordiamo che la scorsa settimana c'è stata la pulizia di Villarancio al Via della Vittoria, insomma, e ne farete altre sotto Natale? Sì, sicuramente. Intanto domenica vi aspettiamo perché dovremmo completare la Villetta Arancio, perché come ben sapete purtroppo non abbiamo concluso i lavori. Sicuramente li concluderemo già domenica mattina. Naturalmente per noi questa è un'esperienza nuova, perché l'associazione Trinacria innanzitutto si occupa, come avete detto voi, di sensibilizzare la popolazione all'ecologia, al riciclaggio, alla pulizia, a tutto ciò che è ecologia con la E maiuscola. Per cui per noi è un'esperienza completamente nuova, però noi sicuramente faremo la nostra parte. Ecco, nonostante l'ora ancora presto, abbiamo visto che la gente ha accolto bene l'iniziativa, considerando anche le cose che hanno donato. Sostanzialmente quali sono i beni che donano maggiormente? Allora, abbiamo ricevuto tantissima pasta, pomodoro, insomma, sale, olio, sono tutti beni che comunque riusciamo a conservare e anche la famiglia può consumare nell'arco del tempo, quindi anche i biscotti, tutto quello che è a lunga scadenza, e questo ci rende comunque felici, perché oltre alle difficoltà del primo momento si può andare avanti anche nell'arco delle settimane e dei mesi.